Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Strage di Altavilla, rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio volontario Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente. In attesa del processo per Barreca si riaprono le porte del carcere. Uno studente catanese e un industriale milanese, ecco chi sono le vittime decedute ieri sull'Etna. Danilo Marletta aveva solo 17 anni, Nicola De Cardenas, 60enne, era il presidente di Assolombarda Pavia. Pronti a bloccare la festa di Sant'Agata. Al TG Sicilia la rabbia delle 32 famiglie sfollate di San Giovanni Galermo che chiedono abitazioni definitive dopo l'esplosione. Oggi il ricordo delle vittime dell'Olocausto e delle persecuzioni razziali ad Acicatena, nel Catanese, una toccante cerimonia per tramandare la memoria alle nuove generazioni. Nel Mediterraneo la strage degli innocenti. Secondo il rapporto di Save the Children, nell'ultimo anno sono morti 120 minori durante le traversate. Gli ultimi 3 avevano meno di 5 anni. L'Italia è un territorio particolarmente a rischio, possiamo mitigarlo soltanto con la prevenzione. Le parole del ministro Nello Musumeci oggi a Catania per la presentazione del suo libro intervista. Pubblico in delirio a Messina per il volo. Il trio di tenori ha scelto la Sicilia per concludere il tour nei palasport italiani. Prossima tappa, l'America. Calcio Serie B, dopo la sconfitta con la Reggiana, il tecnico Dionisi ammette abbiamo fatto diversi errori. In C, buona prestazione del Catania in casa contro il Giuliano. Sul fronte mercato, dalla Salernitana arriva in prestito Dal Monte. Bentrovati, apriamo questa edizione del nostro giornale tornando a parlare della strage di Altavilla Milicia, perché sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio volontario Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente. Dovranno rispondere della strage appunto avvenuta ad Altavilla, in cui durante un esorcismo furono uccisi Antonella Salamone e i figli Emanuel e Kevin. In attesa del processo, intanto Barreca tornerà in carcere. Manlio Viola. Niente sconti per i presunti autori della strage di Altavilla Milicia. Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente dovranno rispondere davanti alla Corte d'Assise dell'accusa di triplice omicidio e occultamento e distruzione di cadavere. Lo ha deciso il GUP di Termini Imerese Gregorio Balsamo, che ha rinviato a giudizio i 3. Il GUP ha anche revocato il trasferimento di Giovanni Barreca in una REMS, residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, disponendo il ritorno in carcere del principale imputato. Contro la decisione l'avvocato difensore Giancarlo Barraco ha già presentato un primo ricorso, ne presenterà un secondo in Cassazione. Credo, dice, che il rinvio a giudizio sia destituito di fondamento alla luce della perizia su Barreca. Attendiamo l'esito del ricorso e penso che la posizione possa essere stralciata. Assente in aula Massimo Carandente, mentre si affida a dichiarazioni spontanee Sabrina Fina, che ha sempre ammesso di essere presente ma mai di aver partecipato ai reati. Forse chiederemo un ulteriore interrogatorio di garanzia affinché venga fuori la verità su quanto successo nella villetta, ha detto l'avvocato della donna Franco Critelli. Ammesse come parti civili i parenti di Antonella Salamone, che chiedono verità e giustizia, respinta la costituzione del comune di Altavilla Milicia. Nell'istanza di rinvio a giudizio la procura ha ricostruito i giorni dell'orrore in quella villetta, le terribili modalità degli omicidi di Antonella Salamone e di Emanuel e Kevin Barreca. Parallelamente davanti al Tribunale dei minori è in corso il processo alla figlia primogenita di Barreca, che risponde delle medesime accuse. Nei prossimi giorni il CUP di quel tribunale, Nicola Iello, deciderà se Miriam Barreca è da considerarsi capace di intendere e di volere al momento della strage. Uno studente e un industriale, sono questi i profili delle 2 vittime di ieri sull'Etna, decedute in 2 distinti incidenti avvenuti in quota. Si tratta di Danilo Marletta, 17enne catanese, e di Nicola De Cardenas, 60enne milanese, presidente di Assolombarda Pavia. Orazio Longo. Un ragazzo che stava studiando per costruirsi una vita e un uomo che in qualche modo la sua vita l'aveva realizzata attraverso un percorso di successo. Lo studente e l'industriale, e questo è il profilo delle 2 persone che hanno perso la vita negli incidenti avvenuti domenica sull'Etna. Danilo Marletta, così si chiamava il giovane 17enne, frequentante il liceo Boggiollera di Catania, che assieme ad altri 2 escursionisti è precipitato per un centinaio di metri lungo un vallone nella zona della schiena dell'Asino, attorno alla Valle del Bove. Soccorso, intubato e rianimato per un arresto cardiaco mentre veniva
trasportato in elicottero all'ospedale Cannizzaro e purtroppo deceduto poche ore dopo il ricovero. Sul posto i vigili del fuoco che hanno utilizzato l'elicottero Drago e un Verricello, il personale del 118, la Guardia di Finanza e il soccorso alpino. Il dolore è forte tra chi lo conosceva e corre anche sui social. Lo ricordano come un ragazzo solare che amava la montagna e che non era nuovo alle passeggiate sull'Etna, a piedi e in mountain bike. La dinamica dell'incidente va ancora chiarita del tutto e resta al vaglio degli inquirenti. Nicola De Cardenas aveva invece 60 anni, viveva a Milano ed era amministratore delegato della Dexa SPA, un'azienda di Voghera, presidente della sezione pavese di Assolombarda. Lo sci era una delle sue grandi passioni. È caduto su un pendio ghiacciato a 2700 metri d'altitudine, tra il rifugio Citelli e l'osservatorio Pizzi di Neri, e ha battuto violentemente la testa al suolo. Si trovava in gruppo, inutile il trasferimento al Cannizzaro, dove è giunto morto. L'industriale era molto noto in Lombardia. Sui giornali il cordoglio da parte del presidente di Assolombarda, Alessandro Spada. Dolore è stato espresso anche dal presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. A quasi una settimana dall'esplosione che ha sventrato 2 palazzine a San Giovanni Galermo, siamo a Catania. Gli sfollati della zona rossa, cioè 32 famiglie, chiedono risposte di alloggio sicuri e non provvisori al comune. Siamo pronti a bloccare anche la festa di Sant'Agata, hanno detto ai nostri microfoni. Eva Spampinato. Trentino, dimentica che la festa di Sant'Agata per il giorno 3 nella carrozza non ci sali. Quest'anno ci siamo noi davanti a Pottone, anche se ci arrestano. Sant'Agata per loro ha fatto il miracolo, nessun morto, nessun ferito in una esplosione micidiale che ha demolito 2 intere palazzine. Lo sai che cosa ci hanno detto i tecnici? No signora, si chiude a casa che non succede niente. A sua fortuna sai che cosa è stato? Ha preso i bambini, come lei è uscita, è arrivato, come gli posso dire, un 20 metri. C'è stato l'esplosione. Adesso gli sfollati della zona rossa di San Giovanni Galermo a Catania sono pronti ad andare al cospetto della patrona per ringraziarla, ma per chiedere ancora aiuto, perché l'aiuto delle istituzioni loro non lo percepiscono vicino. Vogliamo delle chiarezze, perché con i soldi una casa non la possiamo affittare, perché un affittuario una casa a me non me la dà, che garanzie gli do? Il comune ha chiesto alla regione dei contributi per finanziare il pagamento mensile di un affitto, ma nessuno ha fiducia. Gli sfollati non credono alle promesse e gli affittuari di casa non si fidano del pagamento da parte del comune. Le persone che hanno un appartamento, come glielo affidano a loro? Voi già avete provato a contattare qualcuno per farvi affittare una casa? Me ne hanno detto di no, che non l'affittano, non ce l'affittano, guardi che la possiamo pagare, no, non ce l'affittano. Hanno degli appartamenti, delle ville chiuse alle persone mafiose, ai pentiti. Se loro questi qua li aprono a noi, per loro il costo è 0. A quasi una settimana dall'esplosione ci sono ancora 32 famiglie senza casa. Qualcuno non la vedrà più perché sono solo macerie, altri non sanno quando e se potranno rientrarci. Tutto è sequestrato dalla procura per le indagini. Intanto, tra incubi, ansia e incertezze, hanno trovato alloggio qui, in un residence della Playa, messo a disposizione della Protezione Civile, ma la situazione è ancora temporanea. Ho paura. Sinceramente forse è la prima notte che ho dormito realmente, perché vengono incubi o comunque quando una prova a dormire l'ansia prende il sopravvento. E mentre anziani e bambini questa mattina sono rimasti al residence, tutti gli altri aspettavano qui un assessore che non è mai arrivato. Il 27 gennaio ricorre il giorno della memoria. Tante le iniziative oggi per non dimenticare gli orrori del nazifascismo. Nella Catanese una toccante cerimonia ad Aci Catena, dove tra i presenti c'era anche il prefetto Librizzi. Tonino De Mana. La memoria è l'unico vaccino contro l'indifferenza, firmato Giuliana Segre, una delle ultime testimoni dell'Olocausto. Per non dimenticare il genocidio di 6 milioni di ebrei effettuato dal nazifascismo, il mondo celebra il giorno della memoria, che coincide con l'80° anniversario della chiusura del campo di concentramento di Auschwitz, luogo simbolo dell'orrore e del dolore. Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, una scritta che introduceva al campo i deportati che, a loro insaputa, andavano verso un destino fatale, generando vane speranze con un crudele gioco psicologico. Proprio la mente non può e non deve dimenticare, e il modo migliore per farlo è tramandare la memoria attraverso le nuove generazioni, coinvolte tutte quest'anno ad Aci Catena. Noi qui affidiamo ai ragazzi un messaggio significativo, ed è significativo che siano stati i ragazzi ad organizzare questa giornata. Affidiamo alle loro parole, alle loro rappresentazioni quello che è il dramma della Shoah, perché non sia dimenticata e perché
perché evidentemente man mano che verranno meno i superstiti diventano loro portatori di questo messaggio. A fare gli onori di casa il sindaco di Cicatena, Margherita Ferro. Noi dobbiamo onorare quella che è la memoria dei superstiti e la giornata di oggi ha la sua importanza perché a Cicatena, tutta Cicatena sta partecipando e noi siamo testimoni di quello che è successo ad Auschwitz. Inno nazionale affidato ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo Guglielmino Rossi, poi racconti, ricordi e letture. Ad accerchiamento i nostri comandanti diedero ordine di nascondere le armi e darsi alla fuga. Si salvi chi può. Mai negare l'orrore della Shoah, debellare l'antisemitismo. Le parole forti di Papa Francesco sono più che un monito. Nel Mediterraneo una strage di innocenti. Secondo il rapporto di Save the Children, nell'ultimo anno sono morti 120 minori durante le traversate. Gli ultimi 3 bambini non avevano neanche 5 anni. Desiree Ferlito. Le ultime vittime sono 3 bambini, tutti sotto i 5 anni, che hanno perso la vita nell'ultimo naufragio del Mar Mediterraneo, nel tentativo di raggiungere un luogo sicuro in Europa con i propri genitori. 2 le piccole salme recuperate, mentre un bambino di circa 5 anni risulta disperso. In un anno sono 120 minori morti nel Mediterraneo e il tragico bollettino di guerra che racconta l'orrore di una delle traversate più letali al mondo e che dal 2014 ha causato 31.200 morti o dispersi. 11 gli sbarchi a Lampedusa nella giornata di ieri, oltre 450 i naufraghi, di cui una trentina minori, 16 non accompagnati. L'isola si conferma, evidenzia Save the Children, il principale luogo di arrivo via mare in Italia di minori stranieri non accompagnati, donne sole e donne in stato di gravidanza. Save the Children rinnova il suo appello per l'apertura di canali regolari e sicuri per raggiungere l'Europa che garantiscano il rispetto dei diritti umani. Il contesto internazionale, sempre più caratterizzato da guerre, persecuzioni, violenze, povertà estrema, crisi umanitarie, non arresta la fuga di chi, per raggiungere un futuro possibile in Europa, continua a rischiare la propria vita, troppo spesso perdendola. A Palermo sempre più giovani consumano e spacciano crack. L'allarme è stato lanciato dalla procuratrice generale all'inaugurazione dell'anno giudiziario, ma è stato rilanciato anche dall'arcivescovo Lorefice, che adesso chiede che le istituzioni facciano qualcosa. Marco Gullà. Le statistiche dell'ultimo anno giudiziario parlano di un drammatico incremento del numero di minori che cadono nella rete della criminalità. Giovanissimi si sono resi responsabili di reati contro la persona e le piazze di smercio del crack sono in continua proliferazione, ha detto la procuratrice generale di Palermo, Lia Sava. Giovanissimi e crack, un intreccio letale. E poi il fenomeno delle mamme che producono proprio il crack in casa e lo fanno spacciare ai figli. Di dire questa è una cosa veramente inquietante, una mamma che sa cosa significa affrontare una gravidanza, crescere un figlio, crescerlo sano, amarlo e volergli bene, che possa vendere la morte ad altri figli che potrebbero essere i loro figli. Una battaglia, quella contro il crack, portata avanti anche dall'arcivescovo Corrado Lorefice. Forti i suoi strali. In occasione dell'ultimo festino di Santa Rosalia occorre l'impegno delle istituzioni, ribadisce. Ciò che è necessario nella nostra città è la sfida delle istituzioni. Se manca ciò che è necessario, il lavoro, la casa, il pane, altre istituzioni parallele come la mafia, perché su questo sta impiegando di nuovo sull'industria della droga, avrà tutto il potere di schiacciare i nostri cari ragazzi illusi, ma anche le famiglie, per cui è chiaro che qui c'è un lavoro che tutta la città, in particolare le istituzioni, sono chiamati a fare. Sono passati 7 mesi dal giorno della tragedia in cui perse la vita il piccolo Vincenzo Lantieri. Era finito in un pozzo mentre era al Grest, nelle campagne di Palazzolo Acreide, nel Siracusano. La famiglia continua però a chiedere giustizia. Francesca Loi. Il dolore lo si legge negli occhi. 7 mesi dopo, Palazzolo Acreide non ha dimenticato Vincenzino, il bambino di 9 anni morto cadendo in un pozzo mentre era al Grest. Una tragedia che in quei giorni di fine giugno fece il giro d'Italia. Per i genitori, oggi come allora, poteva essere salvato e lo ripetono anche nella fiaccolata organizzata per ricordare il piccolo.
Tornando indietro, lei quel giorno avrebbe mandato suo figlio lì? No, se io sapevo che quella era una fattoria degli errori, io a mio figlio non gliel'avrei mandato, perché lì non c'era solo il pericolo del pozzo, ma c'erano tanti pericoli, c'erano. Sono 10 tra presidente della locale Anfas e volontari, le persone chiamate a rispondere di omicidio colposo, con un aggravante, avere agito nonostante la previsione dell'evento. Da questo corteo si alza una sola voce, una richiesta: giustizia. Le indagini si sono chiuse circa 7 giorni fa, una settimana fa. Verosimilmente attendiamo prossimamente la fissazione dell'udienza preliminare, quindi sarà poi inizierà la fase pre-processuale davanti al GUP. Non si può morire così, una tragedia incredibile, ripetono in molti, un giorno di divertimento finito nel peggiore dei modi, che certamente non sarà mai dimenticato. La forza di andare avanti ai genitori di Vincenzino la danno gli altri 3 figli, anche se il dolore non lo potrà mai cancellare nessuno. Mai, finché io avrò vita, sempre farò giustizia per mio figlio, perché mio figlio era un bambino di 9 anni. E adesso vi raccontiamo un'altra storia con una protagonista, un altro bambino di soli 2 anni. Andiamo a Modica nel Ragusano. Questo piccolo ha messo in bocca una presa elettrica ed è rimasto gravemente ustionato. Trasportato in elisoccorso al centro ustioni del Policlinico di Messina, è ricoverato in rianimazione pediatrica in prognosi riservata. Ci dice tutto Veronica Barbarino. Avrebbe messo in bocca una presa elettrica e ne è rimasto folgorato. Accade a Modica ad un bambino di 2 anni, condotto dai genitori al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore, ha riportato ustione del cavo orale e del labbro ed edema orofaringeo. Dato il peggioramento delle condizioni, il piccolo è stato poi trasferito in elisoccorso al centro ustioni del Policlinico di Messina e ricoverato in rianimazione pediatrica. In questo momento il bambino è in terapia intensiva pediatrica, in prognosi riservata, è intubato, sedato e in ventilazione meccanica. La situazione è critica e chiaramente soltanto nelle prossime ore capiremo come evolverà. L'incidente è avvenuto a casa e sono stati i genitori a dare l'allarme. Nonostante tra le pareti domestiche ci si senta al sicuro, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 20% dei ricoveri in età pediatrica è dovuto a un incidente domestico. L'età più a rischio è quella compresa tra i 2 e i 4 anni e la causa principale di infortunio è la caduta o lo scivolamento su pavimenti e scale. Seguono gli infortuni per soffocamento o ingestione e quelli originati proprio da cause elettriche, dovuti, a più delle volte, a impianti non a norma nelle abitazioni o abitudini scorrette. Cambiamo argomento. L'Italia è un territorio fragile, particolarmente a rischio. Possiamo mitigarlo soltanto con la prevenzione. Queste le parole del ministro Nello Musumeci oggi a Catania per presentare il suo libro Intervista agli italiani e i rischi naturali, perché la prevenzione ci può salvare. È scritto con Giuseppe Caporale. Lo abbiamo sentito. Il rischio non si vede, il rischio non si tocca, non si sente, non si odora. E quindi gli italiani non lo rimuovono dalla loro memoria e se qualcuno se ne ricorda dice tanto c'è chi ci pensa. In Giappone invece a partire dalle prime classi della istruzione primaria i bambini dallo Stato vengono indotti ad imparare cos'è il terremoto, visto che lì ci convivono, e a capire come poter adottare una condotta appropriata in caso di necessità. Insomma, non serve toccare ferro o il corno rosso, serve soltanto lavorare per capire e comprendere quali sono le priorità. Il libro intervista è l'apologia della prevenzione, è uno strumento di diffusione affinché a cominciare dalle scuole elementari si possa comprendere la necessità di conoscere e quindi di adottare le condotte necessarie nel momento di necessità. A Catania presentati questa mattina 80 nuovi vigili urbani reclutati mediante concorso pubblico bandito dal Comune dopo ben 34 anni. I nuovi agenti, scelti tra circa 6.000 partecipanti, saranno operativi su strada durante la festa di Sant'Agata. Hanno tutti un'età media di 35 anni circa e sono tutti laureati. Il primo cittadino li ha richiamati al senso del dovere con un invito al rispetto della città.
E adesso lo spettacolo, andiamo a Messina dove ieri sera l'ultimo viaggio del volo, il trio di tenori che ha concluso appunto in Sicilia il tour ad Astra nei Palasport. Francesco Triolo. Un volo magnifico tra luce e musica, atmosfere intense che hanno chiuso il tour ad Astra Live nei Palasport per il trio di tenori, composto dal marsalese Ignazio Boschetto, dall'agrigentino Piero Barone e dall'abruzzese Gianluca Ginoble, ieri sera a Messina, in quella che è stata l'ultima data invernale, l'unica in Sicilia del volo. Un concerto che ha unito cover, arie d'opera ed i brani inediti del loro primo album. Un viaggio deciso, dal successo sanremese dello scorso anno con Capolavoro al Nessun Dorma di Puccini, a brani conosciuti in tutto il mondo, Who Want to Live Forever, Rocketman, The Show Must Go On, Se, da Nuovo Cinema Paradiso, Se Telefonando, The Sound of Silence, Alleluia e Miserere. Hanno fatto sognare, cantare ed emozionare un Pala Resci fino a stracolmo, alternando esibizioni in trio a performance da solisti. Tour che arriva al traguardo dei 15 anni di carriera assieme, hanno detto salutando il pubblico, un viaggio musicale senza confini, pubblico in piedi per quelli che sono ormai gli alfieri del pop lirico italiano nel mondo. E noi ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco naturalmente con il calcio, sentiamo le parole di Dionisi dopo la sconfitta della Palermo contro la Reggiana e poi anche le novità del mercato anche in Serie C. A tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro giornale. Adesso il calcio, la Serie B, sconfitta pesante per il Palermo, piegato 2-1 dalla Reggiana al Mapei Stadium. Dionisi ammette: abbiamo fatto diversi errori. Marco Gullà. Decollo fallito, si torna in pista. Il Palermo perde a Reggio Emilia e torna nuovamente a interrogarsi su cosa non va. Il 2-1 della Reggiana è maturato anche per errori piuttosto gravi della difesa rosanero, sia in occasione del primo gol di Lucchesi che nel secondo di Sersanti. La rete di Geccaroni, del temporaneo pareggio, aveva illuso e soprattutto fatto credere ad una reazione del Palermo che invece non c'è stata. Non volevamo questo risultato. Dopo 2 risultati positivi in casa era arrivato il momento di fare il risultato fuori casa e non ci siamo riusciti, un po' per demerito nostro sicuramente, perché abbiamo preso 2 gol molto evitabili e che hanno condizionato poi tutta la partita e il secondo tempo soprattutto, perché riprendere il secondo tempo e prendere quel gol lì brutto da vedere, non abbiamo mai concesso una cosa del genere e mi dispiace. Il Palermo ha avuto diverse occasioni per pareggiarla, in particolare con l'Eduaron, sprecone però sia nel primo tempo che nel secondo tempo. Poi ci ha provato anche Ranocchia, ma la sua punizione ha solo messo i brividi ai tifosi della Reggiana. Abbiamo avuto delle opportunità, però poi quando le partite le devi rincorrere, l'altra squadra fa di tutto, perché giustamente ha le qualità per mettere in difficoltà, ma soprattutto fa di tutto per non farti giocare, poi la partita diventa difficile come è stata. Mercato, in arrivo Magnani e poi Giampalo. Il difensore del Verona farà le visite mediche nelle prossime ore. L'attaccante finlandese giocherà la sua ultima partita con il Venezia e poi imboccherà la strada per Palermo. Rosanero che dovrebbero chiudere con il Venezia anche lo scambio di Achite Candela. E adesso la Serie C con il Catania che vince contro il Giuliano la prima gara del 2025 e adesso si tuffa sul mercato per completare un organico che ha bisogno di tanti innesti. Intanto è fatta per Dal Monte che arriva dalla Salernitana. Marco Carli. 2 protagonisti ritrovati, Guglielmotti e Di Tacchio. La prima vittoria del 2025 a una settimana dalla fine del mercato. Questo porta a casa il Catania dopo il 3-1 interno con il Giuliano in attesa dei rinforzi. Guglielmotti e Di Tacchio, si diceva, il primo riaccende se stesso dopo un periodo difficile. Un po' crogiolato da infortuni, poi ho fatto l'influenza intestinale, l'influenza normale, la bronchite, è andato quando piove grandina, si suol dire così, no? I 2 gol dell'esterno di destra in appena 5 minuti mettono sui binari giusti la partita. La rete non arrivava da ottobre, l'unica finora segnata col Catania da Guglielmotti in casa della Casertana. Tant'è vero che il giocatore viene pure coinvolto nei rumors di mercato. Io ci sono, altro che se ci sono, quindi potete dirmi quello che volete.
ma non sarà mai un problema per me. A proposito di mercato, atteso l'annuncio di Dal Monte della Salernitana, in attacco dovrebbe arrivare anche un altro giocatore. Servono innesti anche in difesa e forse a centrocampo dopo l'altro stop di Sturaro. Poi si lavora sulle disattenzioni, troppi gol concessi in rapporto alle occasioni degli avversari. È successo ancora col Giuliano, primo tiro e subito rete. Nella ripresa il rischio pareggio e poi un finale ottimo con la traversa di Inglese e la rete di lunetta di Tacchio, tornato titolare, guarda al futuro. Dobbiamo dare solo continuità, non abbassare la guardia e cercare di ricostruire una mentalità che ci porterà a tanti risultati, ne sono sicuro. E noi ci fermiamo con questo servizio, questa edizione del TG Sicilia termina qui. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di serata.